Un sussidio annuale di 350 euro rivolto a una platea di 13.000 cittadini del Friuli Venezia Giulia. È una firma storica, quella posta oggi nel protocollo siglato tra l'INPS e la Regione Friuli Venezia Giulia per la portata della misura messa in atto, unica al momento in Italia. Il sussidio si colloca negli obiettivi delle politiche della famiglia della Giunta Fedriga, su spinta dell'assessore al lavoro Alessia Rosolenne e dello stesso governatore, che ha allacciato il primo colloquio con l'INPS nel luglio dello scorso anno, riuscendo a finalizzare l'accordo a dicembre con lo stanziamento di 45 milioni di euro in 3 anni. Devo ringraziare anche il Presidente Fava perché in pochissimi mesi siamo riusciti a mettere in campo un'organizzazione importante perché circa 13.000 cittadini di questa regione avranno a disposizione direttamente entro il mese di febbraio il contributo straordinario che la Regione Friuli Venezia Giulia garantisce, che poi non è una tantum ma sarà costante nei diversi anni perché la nostra misura è pluriennale. I destinatari della misura sono i residenti in Friuli Venezia Giulia titolari di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti erogate dall'INPS, il cui importo risulti inferiore o pari al trattamento minimo di pensioni sociali o assegni sociali o di pensioni di inabilità per invalidi civili. Persone in possesso inoltre di un'attestazione ISEE o DSU valida con un valore pari o inferiore a 15.000 euro. Il sussidio è anche esente da imposte sul reddito configurandosi come misura assistenziale. L'importo annuale è di 350 euro corrisposti in un'unica soluzione. L'erogazione avverrà automaticamente tramite l'INPS, basandosi sui dati presenti nei propri archivi senza necessità di presentare domanda e con le stesse modalità utilizzate per l'accredito delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Firmiamo un patto per una misura, un sostegno a favore delle fasce deboli e degli anziani della Regione Friuli Venezia Giulia finanziata dalla Regione. Quindi è veramente una prima best practice che va a totale beneficio del territorio.